Care amiche e cari amici, iniziava così la lettera aperta di Franco Conte e Maurizio Sacconi a sindaci, amministratori locali, dirigenti e militanti di partito, tutti invitati all'incontro tra i simpatizzanti trevigiani del Popolo della Libertà, mirato a promuovere una riflessione, critica e autocritica su passato, presente e soprattutto futuro della formazione azzurra. Il momento è arrivato. Sabato, ore 9:30, BHR Hotel di Quinto di Treviso. Il PDL 2.0 potrebbe cominciare da qui e dalla sconfitta elettorale, uno smacco che avrebbe potuto essere evitato se la coalizione fosse stata più aperta. Se cioè Popolo della Libertà e Lega avessero avuto consapevolezza dei propri limiti e si fossero aperti quindi alle forze civiche e a una candidatura anche espressione di esse. Ecco allora la voglia di pensare a un PDL diverso. Che si apre a quella componente di centro che con le elezioni politiche si è presentata senza però riuscire ad avere un grandissimo risultato, cioè mi riferisco alla componente di Monti, un progetto importante, un progetto serio che però non è decollato. I partecipanti annunciati fanno riferimento alla corrente sacconiana e all'ala galaniana, il che potrebbe marcare ancora una volta la distanza dai sernaggiottiani. Dobbiamo chiedere a noi stessi cosa possiamo fare per il nostro Paese e non rifugiarci comodamente dietro le spalle, per quanto grosse, di un leader politico per quanto autorevole come Silvio Berlusconi. Il capo carismatico di cui gli azzurri intendono recuperare tutta la spinta ideale. Un partito che riparte, che si rifonda, che riesca a suscitare nuovi entusiasmi da parte degli elettori, così come è stato fatto in fin dei conti dalla prima Forza Italia.